Buongiorno da Chioggia, mercoledì 10 maggio, cerimonia di apertura della 50esima edizione del campionato italiano Meteor, organizzato su delega della Federazione Italiana Vela da Il Porto di Mare. Chiediamo al presidente del Porto di Mare, Giuseppe Modugno, organizzatore di questa manifestazione, in cosa consisteranno questi 3 giorni. Sono iscritte a questa manifestazione ben 57 barche ed è un record, non si era mai arrivati a questo numero. Sono previste 3 giornate di regata e speriamo che tutti quanti si divertano. Gli equipaggi sono italiani? Solo italiani, questo è il campionato italiano. Sì. Sì, per tutte le parti d'Italia? Per tutte le parti d'Italia. L'equipaggio più distante è arrivato da Palermo. Si è imbarcato con barca, carrello, macchina fino a Genova e da Genova sono arrivati. E complimenti a tutti, purtroppo una giornata di pioggia, ci saranno anche altre giornate di pioggia, è prevista pioggia ovviamente in questi giorni, però come dicevo prima durante un'intervista abbiamo bisogno di acqua in questo periodo. Eravamo ovviamente in uno stato di crisi idrica e quindi ci auguravamo insomma che venisse la pioggia, però poteva ritardare di qualche giorno sicuramente. Niente, buona gara a tutti, veramente per noi è un orgoglio avervi qui a Sottomarina, a Chioggia, nella nostra splendida città. Come si usa dire, no, buon vento, adesso io non so, è previsto anche un po' di vento, mi diceva il vice sindaco che ha visto le previsioni meteo, quindi niente, in bocca al lupo a tutti, che vinca il migliore, è un orgoglio chiaramente avere il campionato nazionale nella nostra Chioggia. E ben arrivati a tutti e spero vi troviate bene nella nostra città. Grazie a tutti. Sicuramente era un'opportunità che non potevamo perdere, sia per far crescere la nostra città a livello sportivo ed alzare l'asticella, e sia per promuovere ulteriormente la nostra città. Un campionato nazionale non capita tutti i giorni di poterlo ospitare, quindi siamo ben lieti di avervi tutti quanti qui. Vi ringraziamo per lo spettacolo che sicuramente riuscirete a portare nella nostra città e vi auguriamo buon vento.